Avvocato Enzo Campo, oggi tra i relatori di questo interessante convegno organizzato dal Centro Culturale Per Paolo Pasolini presso l'Accademia Belle Arti, dove si parlerà del 68 qui ad Agrigento. Sì, non so esattamente come si svolgerà questa tavola rotonda, non so con questo dibattito, non so esattamente, non sono preparato su nulla, vado a memoria. Ho vissuto quel momento per cui me lo ricordo bene nonostante l'età, poi con l'età, Arthur, tu lo sai, insomma, si perde la memoria a lungo termine, a breve termine, non quella a lungo, quindi ho grande memoria di quei fatti. Quindi si parlerà di un momento storico importante, come è stato vissuto da lei, avvocato? Da me in prima persona, l'ho vissuto in maniera anche traumatica perché è stata una rottura un poco, secondo me in continuità, ma comunque vista come una rottura con una tradizione familiare antica. A mio parere, ripeto, c'è una sorta di continuità tra me e chi mi ha preceduto, pur avendo fatto scelte, voglio dire, solo tanto per chiarire questa mia idea, il primo centro-sinistra ad Agrigento si fece, il primo centro-sinistra in Italia si fece ad Agrigento e il segretario della Democrazia Cristiana era Toto Campo, che era mio padre, per cui voglio dire, con Ancona, segretario del PSI, quindi voglio dire c'è un'anima che è quella che è, la matrice è quella che è, quella popolare, cattolica, eccetera. Quanto è stato importante il 68 per la gioventù del tempo, che ora diciamo è adulta? In realtà qui limitiamo il campo ad Agrigento, cioè il 68 ad Agrigento. Ha avuto una sua importanza perché il liceo classico, uno tra i primi licei d'Italia ad essere occupati proprio in quegli anni, insomma, ha formato un gruppo di giovani che poi sarebbero stati professionisti affermati, che poi nei vari campi dove si sono affermati hanno portato quello spirito, diciamo. In realtà, se si dovesse fare un bilancio di quello che quel 68 ad Agrigento ha cambiato in città, direi che ha cambiato poco, perché in realtà i nostri sguardi erano oltre Agrigento, erano più vicini al Vietnam che all'Addolorata, erano più vicini a quello che succedeva a Parigi che a quello che succedeva alla Villa Seta, per cui in realtà la capacità di cambiamento è stata quasi zero, diciamo, della città, ma i soggetti che hanno partecipato a quel movimento sono cambiati molto rispetto a come la famiglia e la scuola li aveva preparati, diciamo. Dopo 50 anni, sono passati 50 anni dal 68, c'è in atto un radicale cambiamento nell'Italia con la vittoria del Movimento 5 Stelle. Ci può essere in qualche modo un parallelismo? Il rovescio, diciamo, soprattutto la componente salviniana del governo è esattamente il rovescio di quello che il 68 voleva affermare. C'è l'altra componente, quello delle 5 Stelle, dentro quel movimento ci sono elementi che richiamano il 68, ma in questo momento sono abbastanza subalterni, o almeno sembrano subalterni rispetto alle urla, ai rancori espressi dalla Lega. Sono passati 50 anni da fatti che hanno segnato in profondità il costume, hanno rappresentato una discontinuità etica, culturale nel nostro paese e anche ad Agrigento, e quindi ci sembrava giusto non fare trascorrere questo anniversario senza provare a ricordare e a riflettere anche sulla attualità eventualmente di questa eredità politica e culturale. Cosa è rimasto di quel periodo ai giorni oggi, dopo 50 anni? Allora, sono rimasti senz'altro, diciamo, tanti testimoni, tanti protagonisti di quegli anni che ancora non sono stati, grazie a Dio, diciamo, archiviati, messi da parte, ma possono esercitare ancora una forma di protagonismo civile e morale, ricordando, parlando di quelle esperienze alle giovani generazioni. Lei interverrà oggi a questo interessante dibattito, quale sarà la sua testimonianza? Io rappresento oggi i giovani, rappresento la mia generazione rispetto ad un tempo che potrebbe sembrare superato, ma non lo è del tutto.